L'Aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità da Alessandra Moretti. La decisione nell'inchiesta sul Qatargate segue il parere favorevole della Commissione Giurì. I numeri sono netti: 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti. Tra i sì anche quelli del Movimento 5 Stelle. Diversa invece la decisione per l'altra europarlamentare del PD coinvolta. L'Aula ha confermato l'immunità di Elisabetta Gualmini. Nelle carte dell'inchiesta emergono presunti contatti tra Moretti e l'ambiente di Antonio Panzieri, ritenuta dalla polizia belga la mente del sistema corruttivo. L'ipotesi contestata a Moretti è quella di associazione criminale finalizzata alla corruzione, accuse che l'europarlamentare vicentina respinge con fermezza. Moretti si dice amareggiata per come sono andate le cose, ma serena perché so di non aver fatto nulla di male. Ho sempre agito in piena trasparenza, spiega, svolgendo il mio lavoro con correttezza, determinazione e passione. Non ho mai ricevuto denaro, regali o benefici da nessuno, né dal Qatar né dal Marocco. Moretti aveva definito quello della commissione giurì un voto politico, parlando apertamente di una resa dei conti tra gruppi parlamentari. Mi sono sempre occupata di diritti umani e civili, aggiunge. In quel periodo era impegnata in molte iniziative per salvare donne afghane. Tra le contestazioni che l'eurodeputata definisce smaccatamente false ci sono viaggi in Marocco dove non ho mai messo piede, la presenza ai mondiali in Qatar e dichiarazioni a favore del paese del Golfo che Moretti dice di avere smentito e documenti alla mano. Ora, con la revoca dell'immunità, l'europarlamentare potrà essere sentita dagli inquirenti belgi. Dimostrerò la mia totale estraneità, conclude Moretti.